La cifra di riproduzione R è quasi la cifra di infezione col coronavirus. Con la cifra R sono inferiore il quint a quantas persone c'è una persona positiva o do in avent quel virus. Quella cifra è una delle misure per saper dire oravent che l'infezione col coronavirus si sviluppa. Di meno si deregia il prossimo tempo più ammalos del coronavirus o più pochi. Una cifra fic importante per saper che ci des permis questa stet e che no. Ma cosa c'è d'or quella cifra e cosa trova ella precis? Ils experts quinten ci dura circa 4 dis finché una persona che ha il coronavirus infectesce a qualcun altro col virus. Per cui con quella nelza d'una le cifre ci mostrano di per di quantas persone ci hanno da nuovo il coronavirus con quelle de 24 dis e da qui risulta la cifra R. Fains un per simples exemples. Se R è 3, allora vuol que dir che una persona da in avent il virus a 3 altre persone o che 10 persone col coronavirus dem in avent quel a 30 altre persone. Curce le scuole sono nidas seredas, d'era que ter nus quasi usce. Ad una de più sem infectos col coronavirus. Se R è 1, ci sem 10 persone col coronavirus infecter 10 altres. Di meno una persona col coronavirus da in avent quel B ad un'altra persona. R der avent circa un mais, in avril, intorno 1. Là, curce que non ha più domince di da più persone infectedes col coronavirus. Actualmente es R suot 1. Un esempio. Se R è 9,8, vuol que dir che 10 persone col coronavirus infectescono beince 8 altre persone, di meno 2 più pochi. Ad vie più pochi cas.